Gli inglesi direbbero "Football is back home". Amici di Gazzetta, buongiorno e benvenuti dallo stadio comunale di Pomezia. Questa è Pomezia Ladispoli, il derby del litorale. Un saluto da Simone Belardinelli. L'arbitro di oggi è il signor Leone della sezione di Avezzano. Si parte! Tabarrini in cerca di una soluzione, va da Visone, in orizzontale. Visone, sterza, c'è molto traffico, allora è costretto a tornare a sinistra dalle parti di Cedeno, che guarda in mezzo, mette il cross di tacco, ci prova Bezziccheri, ma la soluzione non va a buon fine. Arduini, 1 contro 2, va da Fonticelli, che non colpisce bene, ma il numero 6, brava impressione, la palla finisce dalle parti di Panella, che col sinistro però calcia fuori. Teti cerca spazio, una grande palla per Bezziccheri e Santi, bravissimo in uscita, la fa sua e sventa la minaccia. Pallone in verticale per Bussi che sfida gli avversari, mette il pallone in mezzo per lo stacco di Abate che non va a buon fine, ma ottimo l'inserimento del terzino. Bezziccheri sulla 3/4 di campo, sfida l'avversario, lo salta di netto, Bezziccheri si crea lo spazio per la conclusione, ma il suo sinistro è debole e centrale e Santi senza problemi la blocca. Primo tempo un po' avaro di occasioni, speriamo nella ripresa, che inizia in questo istante. Tabarrini scappa sulla fascia sinistra, mette il pallone in mezzo, che viene ribattuto, ma arriva Bezziccheri, se la sposta, va col destro! Prima grande occasione della ripresa e della partita, è per il numero 10. Esce Cedeno in campo. Pallone invece giocato corto dalle parti di Daguanno che sterza verso l'interno. Daguanno si appoggia dalle parti di Capanna che guarda in mezzo, scodella un bel pallone per Tabarrini, Tabarrini sterza, calcia! Ma bravo Fonticelli che gli stoppa sul nascere il tiro. La palla passa, Capanna prova a metterla giù, subentra Tabarrini che va col destro, la pallone non è lì, Teti! E ancora Santi con un super doppio intervento, tiene in piedi la partita. Pallone messo fuori, lo raccoglie Ruggero che rischia di perderla, e infatti è così, Teti gliela soffia e fa partire il contropiede per il Ladispoli, potenziale 4 contro 3, apertura a sinistra per Bezziccheri, palla dentro! E Tabarrini sbaglia il controllo decisivo che lo avrebbe messo in porta. Bezziccheri, sombrero su un avversario e tiro al volo! Buonissima l'idea, un po' meno la realizzazione. Teti prova la sponda, reclama un fallo di mano in aria. Vediamo anche il replay. Spizzata? No, distanza ravvicinata e poi Daleno fa di tutto per togliere il braccio. Ultima occasione della partita, ce l'ha il Pomezia, pallone messo dentro, ribattuto, Tabarrini può far scattare il contropiede, ma non c'è più tempo, perché il signor Leone dice che basta così. Tra Pomezia e Ladispoli termina come si era iniziati, cioè sullo 0-0.